Buonasera a tutti, buonasera, ben ritrovati, buon anno nuovo.
nostra preghiera con l'adorazione eucaristica, poi la celebrazione della Santa Eucaristia. Da quest'anno abbiamo anche un dono speciale in fondo alla chiesa per chi desidera. C'è una piccola libreria spirituale con dei testi a disposizione che possono essere letti, portati a casa, condivisi per gustare ancora di più la parola di Dio anche attraverso la parola dei santi, dei padri della Chiesa e dei nostri amici della Chiesa. Buonasera, buon aprile, buonasera, ben ritrovati, buon anno nuovo. Inizieremo la nostra preghiera con l'adorazione eucaristica, poi la celebrazione della Santa Eucaristia. Da quest'anno abbiamo anche un dono speciale in fondo alla chiesa per chi desidera. C'è una piccola libreria spirituale con dei testi a disposizione che possono essere letti, portati a casa, condivisi per gustare ancora di più la parola di Dio anche attraverso la parola dei santi, dei padri della Chiesa e dei nostri amici della Chiesa. Buonasera, buon aprile, buonasera, ben ritrovati, buon anno nuovo. Inizieremo la nostra preghiera con l'adorazione eucaristica, la celebrazione della Santa Eucaristia. Quest'anno abbiamo anche un dono speciale in fondo alla chiesa per chi desidera. C'è una piccola libreria spirituale con dei testi a disposizione che possono essere letti, portati a casa, condivisi per gustare ancora di più la parola di Dio anche attraverso la parola dei santi, dei padri della Chiesa e dei nostri amici della Chiesa. Buonasera, buon aprile, buonasera, ben ritrovati, buon anno nuovo. Inizieremo la nostra preghiera con l'adorazione eucaristica, la celebrazione della Santa Eucaristia. Quest'anno abbiamo anche un dono speciale in fondo alla chiesa per chi desidera. C'è un
Fratelli, se uno è in Cristo, è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Ecco, ne sono nate di nuove. Tutto questo però viene da Dio, riconciliati con sé mediante Cristo, e ha affidato a noi il mistero della riconciliazione. Era Dio, infatti, che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione. In nome di Cristo, dunque, siamo ambasciatori. Per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in Lui potessimo diventare giustizia di Dio. Il senso della letizia cristiana è motivato dal fatto che in Cristo noi viviamo una vita realmente diversa. Se è vero che non c'è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, non abbiamo altro motivo per trasalire di intima meraviglia. Tutto questo non viene da noi, precisa l'Apostolo, ma da Dio, che ci ha riconciliati in Cristo. Via quindi ogni altra considerazione e visione. Oggi guardiamo al mistero della passione del Signore per i frutti che ne scaturiscono. Puntiamo gli occhi su colui che hanno trafitto e cantiamo l'inno della vittoria.
non possiamo e non dobbiamo essere tristi, perché la tristezza, affermava San Francesco d'Assisi, è il male di Satana. Gesù vuole che noi ci lasciamo riconciliarci la sua stessa vita. Chi ha detto che Dio ci vuole felici solo nell'altra vita? Lo vuole anche in questa. Certo, ci saranno sempre motivi per essere affaticati, perché il peccato è ancora nel mondo, ma noi contempliamo oggi piena e definitiva vittoria della croce, che è un grande atto di amore. In quel tempo Gesù partì dalla Samaria per la Galilea. Gesù stesso infatti aveva dichiarato che un profeta non riceve onore nella propria patria. Quando dunque giunse in Galilea, i Galilei lo accolsero perché avevano visto tutto quello che aveva fatto a Gerusalemme durante la festa. Anch'essi infatti erano andati alla festa.
Andò dunque di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era un funzionario del re che aveva un figlio malato a Cafarno. Costui, udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e gli chiedeva di scendere a guarire suo figlio, perché stava per morire. Gesù gli disse: se non vedete segni e prodigi, voi non credete. Il funzionario del re gli disse: Signore, scendi prima che il mio bambino muoia. Gesù gli rispose: va, tuo figlio vive. Poi l'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino. Proprio mentre scendeva gli vennero incontro i suoi servi a dirgli: tuo figlio vive. Volle sapere da loro a che ora avesse cominciato a star meglio. Gli dissero: ieri, un'ora dopo mezzogiorno, la febbre lo ha lasciato. Il padre riconobbe che proprio a quell'ora Gesù gli aveva detto: tuo figlio vive. E che drette lui con tutta la sua famiglia. Questo fu il secondo segno che Gesù fece quando tornò dalla Giudea in Galilea. La parola pronunciata da Gesù al funzionario del re sembra piuttosto negativa. Se non vedete segni e prodigi, voi non credete. Anche alla mamma cananea della ragazza indemoniata il Signore aveva rivolto espressioni piuttosto forti. Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Il cuore di Dio è infiammato dalla carità e dalla compassione. Se parla in questo modo è per suscitare una fede ancora più grande e soprattutto si tratta di lezioni che egli dà proprio al suo popolo di Israele, che avrebbe dovuto credere in lui senza bisogno di tanti apparati e segni, perché tutte le scritture lo avevano annunciato e descritto. Anche in questo caso gli interlocutori dimostrano maggiore fede degli israeliti, credono senza vedere e ottengono il miracolo. Noi abbiamo il segno dei segni, l'Eucaristia, non abbiamo bisogno d'altro. Che cosa può darci di più Dio che se stesso di cui nutrirci? Torniamo allora al centro, chiediamo quello che il mondo non potrebbe assolutamente darci, il vero corpo di Cristo, sicuri che con tale dono potremo ricevere tutto il resto in sovrappiù. Abbiamo Gesù, abbiamo tutto. Questo capì il funzionario e con lui tutta la sua famiglia.
Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché tu sei il Dio della mia salvezza. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre. Ricordati di me nella tua misericordia e la tua bontà, Signore. Buono e retto è il Signore. Indica ai peccatori la via giusta. Guida i poveri secondo giustizia. Insegna ai poveri la sua via. Ritornate a me con tutto il cuore, dice il Signore, perché sono misericordioso e pietoso.
Fratelli, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore. Per Lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura per guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui, avendo come mia giustizia non quella derivante dalla legge, ma quella che viene dalla fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede, perché io possa conoscere Lui, la potenza della sua risurrezione, la comunione alle sue sofferenze, facendomi conforme alla sua morte, nella speranza di giungere alla risurrezione dei morti. Non ho certo raggiunto la meta, non sono arrivato alla perfezione, ma mi sforzo di correre per conquistarla, perché anch'io sono stato conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo ancora di averla conquistata. Dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la meta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù. Un canto d'amore al Cristo così lirico, profondo, appassionato, è raro trovarlo nel Nuovo Testamento. San Paolo è un grande apostolo, un missionario, un uomo d'azione come pochi, ma anche un grande mistico. Siamo abituati a pensare agli uomini spirituali come silenziosi o passivi. Leggiamo allora l'ardore di questo grandioso cuore infuocato. Sono stato conquistato da Cristo. Tutto considero spazzatura pur di guadagnare Cristo. Corro verso la meta per stare sempre con Lui. In effetti, ogni azione nella Chiesa deve avere questa spinta, come dirà poi secoli più tardi Rubino. Senza il cuore che pulsa, il sangue non arriva neanche alle periferie del corpo. È nel corpo che è la Chiesa, il cuore è l'amore. Non un amore qualunque, generico, che finisce con l'essere senza nervo e sostanza, ma l'amore per la persona di Gesù. Se dovessi scegliere tra la verità e Cristo, scrive in modo paradossale Dostoevsky, sceglierei Cristo. Certo, Cristo è la verità. L'espressione ci fa capire che non ci si innamora di una verità astratta, ma di una persona, Gesù.
Considerate la vostra chiamata, fratelli. Non ci sono fra voi molti sapienti dal punto di vista umano, né molti potenti, né molti nobili. Ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti. Quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti. Quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla. Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le cose che sono, perché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio. Grazie a Lui, voi siete in Cristo Gesù, il quale per noi è diventato sapienza per opera di Dio, giustizia, santificazione e redenzione, perché come sta scritto, chi si vanti nel Signore. Come possiamo pensare di meritare di portare in noi l'infinita santità di Dio, la sua potenza, la sua stessa presenza? Eppure il Signore ce l'ha chiesto. Rimanete in me e io in voi. L'unica cosa che possiamo fare è credere in Dio con una profondissima umiltà. Non sesso, per questo dobbiamo riconoscere il nostro nulla e accettarlo con un'infinita fiducia. La scala dell'umiltà, in questo senso, è strana, perché più si sale e più si scende, perché anziché andare verso l'alto, va verso il basso. Il passo di San Paolo che leggiamo è un inno all'umiltà, perché egli, che era stato un grande peccatore, scese questa scala e divenne veramente umile. La più grande grazia che Dio mi ha fatto non è quella di sapermi miserabile, scrive Santa Teresa di Gesù Bambino, ma di godere di essere umile. Vi è molta differenza tra il sapersi poca cosa
e l'esserne contenti. Eppure, in questo senso, solo l'umile è capace di accogliere Cristo come giustizia, sapienza, santificazione e redenzione.
quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: questa generazione è malvagia. Esso cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il Figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Il giorno del giudizio, gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi, alla predicazione di Giona, si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Gesù cita il passo del profeta Giona e dichiara che egli fu un segno per quelli di Ninive. Il segno indica qualcos'altro. Ad esempio, se viaggiando per strada vediamo il cartello curva pericolosa, significa che dobbiamo rallentare perché poco dopo troveremo una curva insidiosa. Il cartello non è la curva, è un pezzo di metallo con un disegno sopra, ma è il segno che indica la realtà che sta per arrivare. Affermando di se stesso di essere più grande di Giona, Gesù dice di essere molto di più, non soltanto il segno, ma anche il significato. Quindi, continuando con l'esempio, egli è sia cartello che curva stessa. Dice infatti nell'ultima cena: chi vede me, vede il Padre. In questo modo, ascoltando la sua voce, noi realizziamo la sua presenza, lo incontriamo, siamo con lui, siamo in lui. Tutte le volte che Gesù parla, il Vangelo, nell'intimo del cuore, è lui che si fa presente. E se compiamo subito quello che ci dice, vivremo già la nostra piena comunione con lui. Gesù infatti non è un semplice profeta, ma è Dio. E quindi profeticamente annuncia la sua presenza tra noi. Così l'Eucarestia è sia il segno di Gesù che Gesù stesso.
Sacramento
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Un giorno santo risplende per noi. Venite genti e adorate il Signore. Una grande luce è discesa sulla terra. La nostra luce è il Cristo che vive in noi attraverso le nostre scelte quotidiane. Un orientamento che ci guida a vivere pienamente la misericordia di Dio, a testimoniarne la sua essenza profonda attraverso le nostre scelte e le nostre azioni quotidiane. E se a volte le nostre azioni inciampano sulla quotidianità, questo è un tempo, quello del Natale, per aprire il cuore alla misericordia di Dio, per celebrare dunque degnamente i santi misteri. Riconosciamo i nostri peccati, i nostri disorientamenti all'amore di Dio. Confesso Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle
che ho molto peccato, pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. Ti supplico, la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e voi fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. Dona, o Padre, al tuo popolo una fede salda, perché creda e proclami il tuo Figlio unigenito, vero Dio, eterno con te nella gloria. In questa fede confermaci nelle prove della vita presente e guidaci alla gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Ascoltiamo la parola del Signore. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, chi è il menzognero se non colui che nega che Gesù è il Cristo? L'anticristo è colui che nega il Padre e il Figlio. Chiunque nega il Figlio non possiede nemmeno il Padre. Chi professa la sua fede nel Figlio possiede anche il Padre. Quanto a voi, tutto ciò che avete udito da principio rimanga in voi. Se rimane in voi quel che avete udito da principio, anche voi rimarrete nel Figlio e nel Padre. E questa è la promessa che Egli ci ha fatto, la vita eterna. Questo vi ho scritto riguardo a coloro che cercano di traviarvi. E quanto a voi, l'unzione che avete ricevuto da Lui rimane in voi, e non avete bisogno che alcuno vi ammaestri. Ma come la sua unzione vi insegna ogni cosa, è veritiera e non mentisce. Così state saldi in Lui, come essa vi insegna. E ora, figlioli, rimanete in Lui, che possiamo aver fiducia quando apparirà, e non veniamo svergognati da Lui alla sua venuta. Parola di Dio. Rispondiamo insieme. Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi, gli ha dato vittoria alla sua destra, il suo braccio santo. Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore. Il Signore ha manifestato la sua salvezza agli occhi dei popoli, ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore. Tutti i confini della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio. Acclami al Signore tutta la terra. Gridate, esultate con canti di gioia. Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore. Alleluia, alleluia. Alleluia. Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi. A quanti lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni.
Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo. Egli confessò e non negò, e confessò: io non sono il Cristo. Allora gli chiesero: che cosa dunque? Sei Elia? Rispose: non lo sono. Sei tu il profeta? Rispose: no. Gli dissero dunque: chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose: io sono voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, disse il profeta Isaia. Essi erano stati mandati da parte dei farisei. Lo interrogarono e gli dissero: perché dunque battezzi se tu non sei il Cristo, né Elia né il profeta? Giovanni rispose loro: io battezzo con acqua, ma in mezzo a voi sta uno che voi viene dopo di me, al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio del santo. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Parola del Signore. Quante domande pone il Vangelo? Quante domande troviamo nei Vangeli? Tantissime, quasi 220 domande. E la risposta qual è? Sicuramente ce ne possono essere diverse. Oggi ne abbiamo una molto chiara che viene posta a Giovanni, e se pensate di domande, oltre a tante presenti nel Vangelo, gli stessi personaggi, sacerdoti e leviti, vanno da Giovanni, avrebbero potuto fare moltissime domande. Prima di tutto, che cosa stai facendo? Invece fanno una domanda molto specifica: chi sei tu? Ora questa domanda, che apre una dimensione esperienziale incredibile per coloro che incontreranno Gesù, apre una domanda spirituale ancora più profonda. Noi che oggi qui abbiamo pregato di fronte all'Eucaristia, di fronte a Gesù, chi è per noi Gesù? Che cosa rappresenta? Che cosa cambia rispetto al nostro modo di vivere la vita? Certo, Giovanni ha le idee molto chiare su chi lui sia e su quello che è chiamato a svolgere nel suo battesimo. Ma la domanda più profonda che possiamo comprendere è il nostro rapporto con ciò che viviamo di fronte all'Eucaristia e di fronte alla rivelazione di una luce che è nata per noi in questo tempo, che guida i nostri passi, i nostri cammini. Di fronte a tutto questo, noi cosa facciamo? Ci sentiamo battezzati? L'abbiamo ricevuto il battesimo? Abbiamo compreso la profondità di questo sacramento che parla di un'immersione viva e vivace nello Spirito di Dio, Spirito che cambia la storia, che cambia il nostro modo di pensare, di agire. Certo, come abbiamo ascoltato anche nelle letture precedenti che abbiamo fatto durante la preghiera, che ti ho offerto spesso la parola di San Paolo, una parola che apre alla fede. Vedete, di fronte a determinati passi ed esperienze della vita e che la vita ci pone davanti, noi possiamo ragionare con molti intellettualismi, possiamo compiere moltissimi processi che guardano alle domande e al desiderare delle risposte veloci, concrete, oppure immergerci in un'esperienza di fede che parla di fiducia. Giovanni è una voce che grida nel deserto. Cos'è la voce? È solo un eco? È un anticipo? Un anticipo di che cosa? Offro sempre una dimensione concreta ed esperienziale.
un'esperienza legata alla sapienza di Dio. Pensate concretamente al vostro modo di vivere con la voce. Che cosa facciamo con la nostra voce? Che cosa compiamo? Alziamo la voce? Abbiamo una voce sottile e flebile? La nostra voce pronuncia parole stentate o pronuncia parole d'amore? È la nostra voce che esce da noi. Da che cosa è anticipata? La mia riflessione vuole offrirvi una dimensione spirituale molto profonda legata alla dimensione di Gesù Cristo. Pensate che prima di proferire qualsiasi parola, la parola passa dai nostri pensieri. I vostri pensieri dove si trovano? Il prologo del Vangelo di Giovanni che abbiamo ascoltato in questo tempo di Natale ci è stato offerto, ci anticipa proprio questa riflessione. Il pensiero, il logos è presso Dio ed è Dio. Pensate quale grande dono di grazia se prima di proferire qualsiasi parola presentata dalla nostra voce, il nostro pensiero è presso Dio, è vicino a Dio. La vostra voce che cosa esprimerà come testimonianza di anticipo di un pensiero grande quale quello di Dio? Che cosa riuscirà a trasmettere in un'azione quotidiana? Questo esercizio che apre anche il nostro tempo, non solo quello che stiamo vivendo oggi, ma che apre un nuovo anno che ci è donato per grazia, ci permette di comprendere che attraverso la nostra voce, le nostre azioni, c'è la possibilità di partecipare all'espressione di Dio. Per quello ci troviamo qui, a pregare insieme, a vivere l'Eucaristia, a rendere grazie per i doni ricevuti. Trasformare la voce ci comprende, ci permette di comprendere pienamente chi è Gesù per noi. Abbiamo bisogno di spazi e tempi di silenzio per poterlo sentire nel profondo. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi, gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. La possibilità che ci viene offerta anche oggi, di fronte a queste domande profonde del Vangelo, è fare una scelta concreta e con quella voce che Dio ci ha dato allineare i nostri pensieri, che sono parole concrete che generano azioni, a un canto di lode al Signore, un canto nuovo che risplende e che dona vita ai fratelli e sorelle che là fuori stanno cercando un senso profondo non resistente e che attraverso un incontro provvidenziale potranno capire chi è davvero Dio attraverso una vita donata nella relazione. Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi. Ha dato il potere di diventare figli di Dio. Prepariamoci ad accogliere il Signore nella nostra vita e quando lo abbiamo accolto, prepariamoci a ricevere doni di grazia e di misericordia e offrirli alle vite che incontreremo. Fratelli e sorelle, innalziamo la nostra comune preghiera per ottenere dalla misericordia del Padre
il perdono per il passato, la volontà di bene per operare nel presente e la sua provvidente custodia per il futuro. Preghiamo insieme: venga il tuo regno, Signore. Per il Papa, i vescovi e tutti i pastori, nel servizio al popolo di Dio, siano messaggeri instancabili della verità e testimoni coraggiosi della fede. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per coloro che hanno responsabilità politiche, educative, sociali, sappiano progettare e costruire la vera pace, garanzia di vita fraterna. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per le famiglie, realizzino al loro interno il modello di una umanità riconciliata nell'amore e irradino intorno a sé lo spirito del Vangelo. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per le vittime della violenza, per i perseguitati, gli emarginati, gli oppressi, sia rispettata la loro dignità di uomini liberi e sia onorata in loro l'immagine del Figlio di Dio fatto uomo. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per noi tutti, riconosciamo i continui benefici che il Signore ti ha concesso nell'anno trascorso, specialmente l'inestimabile dono della presenza del suo Figlio in mezzo a noi. Preghiamo. Venga il tuo regno. O Dio nostro Padre, rinnova nel tuo spirito la faccia della terra e compi nel corso di questo nuovo anno l'universale aspirazione alla giustizia e alla pace. Per Cristo nostro Signore. Le offerte che riceveremo in questo tempo verranno dedicate alle attività educative per i ragazzi della nostra unità pastorale. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i doni in questo misterioso incontro tra la nostra povertà e la tua grandezza. Noi ti offriamo le cose che ci hai dato, tu donaci in cambio te stesso. Per Cristo, nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. In Lui risplende in piena luce il sublime scambio che ci ha redenti. La nostra debolezza è assunta dal Verbo, la natura mortale è innalzata a dignità perenne. E noi, uniti a te in comunione mirabile, condividiamo la tua vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni. Osanna nell'alto dei cieli. Colui che viene in nome del Signore. Osanna. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno santissimo in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, il suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto eucaristico, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Abbiamo figlio della pace. Agnello di abbi pietà di Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Preghiamo. Dio Onnipotente, fa che la forza inesauribile di questi santi misteri ci sostenga in ogni momento della nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita e restiamo nella pace. Auguro a tutti voi una buona serata, un buon anno nuovo anche per coloro che vedo questa sera. Ricordo che domenica 4 gennaio alle ore 11 siamo a Peole, mentre la giornata del 6, l'Epifania, gennaio saremo alle ore 11 a Ruda e poi il pomeriggio in ricreatorio, una bella festa per i nostri ragazzi. E come dicevo anche all'inizio dell'adorazione, da quest'anno e per il venerdì di adorazione che continuano tutto l'anno, c'è a disposizione una piccola biblioteca spirituale che potete prendere, condividere, meditare per avere una parola ispirata durante la meditazione, ma anche per la vita. Ecco un piccolo gesto concreto che ci permette di tenere viva e vivace la parola. Buona serata a tutti.